7.000 anni fa, la pianura friulana vide la nascita di numerosi villaggi di agricoltori neolitici. Piccoli gruppi di fattorie, cintati a volte da fossati, occuparono i terreni più fertili della nostra regione e per la prima volta nella nostra storia si cominciò a produrre ceramiche, a coltivare i campi e ad allevare bestiami. Uno dei centri neolitici più importanti fu quello di Sammardenchia presso Pozzuolo del Friuli, ove da quasi 20 anni si stanno conducendo scavi archeologici e si vanno recuperando materiali che testimoniano come le popolazioni preistoriche del Friuli avessero contatti con i villaggi posti sulle sponde orientali dell'Adriatico. Ma come vivevano queste popolazioni di agricoltori? L'archeologia sperimentale ci viene in aiuto per ricostruire i loro sistemi economici, le tecniche di scheggiatura della selce e di fabbricazione degli strumenti, la loro organizzazione sociale. I laboratori didattici, condotti dalle scuole di Pozzuolo del Friuli in collaborazione con gli archeologi, hanno permesso di avvicinare i ragazzi ai loro antenati e di far loro capire i metodi e l'importanza della ricerca archeologica. Sono stati inoltre occasione importante per verificare alcune ipotesi avanzate dagli archeologi nel corso degli scavi. Uno dei dati più interessanti emersi dagli scavi di Sammardenchia era il grande sviluppo che aveva già allora l'agricoltura. Gli specialisti, studiando i resti bruciati dei semi di cereali, avevano potuto stabilire che nei campi attorno ai villaggi si coltivavano vari tipi di frumento e di orzo, insieme a piselli, lenticchie e fave. Alcune specie di cereali erano state con tutta probabilità da poco importate dall'Europa orientale. Negli anni 2002-2003 alcune classi della scuola elementare di Pozzuolo del Friuli, partendo da queste informazioni, hanno condotto un esperimento per cercare di capire quanto questi campi, coltivati in maniera primitiva, potessero produrre, come si potesse conservare il grano e realizzare dei cibi. Sono stati così realizzati 2 campi sperimentali ove, in maniera diversificata, sono stati messi a coltura sementi di varietà diverse di cereali. L'abbondanza dei raccolti, sebbene rovinati da una grandinata improvvisa, ha superato ogni aspettativa.
Le spighe sono state poi raccolte utilizzando repliche di attrezzi neolitici, i grani macinati con strumenti di pietra, gli impasti cotti su piani di cottura improvvisati. È stato quindi realizzato un silos interrato per verificare l'ipotesi che, in buche di questo tipo trovate negli scavi, si potessero conservare i cereali. In un piccolo pozzetto incamiciato d'argilla e sigillato con una lastra di pietra è stata stivata una piccola quantità di cereali. Dopo qualche mese essi erano ancora perfettamente conservati e solo i chicchi lungo le pareti erano germinati, intrecciandosi e proteggendo il restante materiale.